Buonasera a tutti, eccoci qua. Ciao a tutti, sono Francesco Dal Pozzo, vediamo un po' chi si collega. Eccoci, eccoci. Vediamo un po', vediamo un po'. Ecco qui, ecco qua un po' di bella gente che si collega. Ciao a tutti, ciao Elisabetta, ciao Gaia, ciao Nino, ciao Fruschia, Giulia, ciao Andrea. Bene, bene, bene. Allora, ecco qua, ciao. Che bello, che bello. Bene, iniziamo questa diretta. Io appunto, per chi non mi conoscesse, sono Francesco Dal Poz, un cantautore di Treviso e questa sera appunto farò così un mini concertino e devo davvero ringraziare Indipendenza Sonora per questa opportunità, per questa cosa bella che è appunto questa diretta. Sono veramente molto contento. Grazie, grazie, grazie di questa opportunità. E passeremo più o meno una mezz'oretta insieme, quindi circa fino alle 9:30. E, e così, vediamo un po'. Volevo intanto che così un po' di gente si collega a fare una prima canzone che è una cover, una bellissima cover di Coez, una bellissima canzone di Coez. Ciao, una bellissima canzone di Coez che si intitola La musica non c'è. Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame, mettermi fra te 100 lame mentre cerco il mare. Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. E tu che sai col mare, tu che sai calmare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma ho una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. Vorrei farti 100 cose ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare, bella che non ti va di ballare, ma bella che se balli le altre ti guardano male. Che c'hai sempre qualcosa da insegnare, mi metti in crisi in questo testo, non ti riesco a disegnare. Vorrei portarti al mare, anzi portarti al mare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma ho una scuola di danza nello stomaco che balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. In fondo tutto quello che volevo, lo volevo con te. Sembra stupido ma ci credevo e ci credevi anche te. E non è facile trovarsi mai, mai, mai. E poi mi dici meglio se ora vai, ormai è tardi. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma ho una scuola di danza nello stomaco e balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. 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 Bene, bene, quanta bella gente che si è collegata. Bene, ciao Daniele, ciao Gloria, ciao Gabriele, ciao Alessandra. Che bello, che bello. E appunto, adesso che siamo un po' di più, mi ripresento.
Sono Francesco Dal Pozzo, sono un cantautore di Treviso e nuovamente ringrazio Andrea, Indipendenza Sonora Tutta, per insomma l'opportunità di fare questa diretta nel loro profilo. Appunto, sono cantautore, quindi grazie, grazie, grazie. Allora, appunto, la canzone che ho fatto adesso era una bellissima canzone di Coez ed era una cover, ma adesso vorrei farmi una canzone mia. Una canzone che... Grazie Gabriele, grazie. Una canzone che è nata dopo un momento un po' particolare, nel senso che è nata dopo qualche giorno, dopo qualche notte che mia nonna era mancata, ed è nata questa canzone appunto una notte così, nel giro di pochi minuti, più o meno una mezz'ora forse, è nata questa canzone. E, e questa canzone poi ha portato me, mio padre e mio nonno dal nord Italia, quindi da Treviso, e siamo andati fino in Puglia, dove mia nonna era nata, per portare il testo della canzone nel suo paese d'origine. Quel viaggio è stato registrato ed è diventato anche il videoclip ufficiale, che è possibile trovare su YouTube, eccetera, eccetera. Ed è stato bello poi anche essere stati invitati poi dal paese stesso a fare un concerto proprio lì, in questo paese in Puglia, disperso tra le colline, bellissimo. Il paese è Castelnuovo della Daunia, anzi, se c'è qualcuno che ci sta guardando da lì, saluto. E questa canzone si intitola Il cerchio. Wow, si è scordata. Ecco, adesso un po' meglio. Vado. E disteso nell'aria in questo soffio d'oscurità, non so contare le stelle. E dov'è il confine tra il ricordo e la realtà, tra il passato e il presente? Vorrei averti qua. E non sono sicuro delle parole della poesia che mi cantavi ridendo. Sento ancora la voce che mi cantava la melodia ed ora fa un po' male dentro. Vorrei averti qua. Sono cresciuto ed ho imparato che tutto viene e poi va, ma c'è un bambino che mi gioca dentro, è sua questa lacrima. Sai, non faccio promesse, ma ti assicuro, parola mia, sì che io gli starò accanto. Se il cerchio si è chiuso, romperò la sua monotonia, cambierò forma al mio mondo, sento che sei qua. Sono cresciuto ed ho imparato che tutto viene e poi va, ma c'è un bambino che mi gioca dentro, è sua questa lacrima. Sono cresciuto ed ho imparato che tutto viene e poi va, ma sono un bambino e mi aggrapperò stretto alla forza della tua anima. Ecco, questa appunto era la canzone Il cerchio. Nata in questa notte così, un po' burrascosa. Questa canzone in realtà è nata circa 2 anni fa. Ringrazio dei cuori, delle stelline, dell'approvazione di Luca DP.
Questa canzone è nata circa appunto ormai 3 anni fa, quando ancora non avevo conosciuto, grazie, grazie, quando ancora non avevo conosciuto quello che è l'attuale mio produttore, che è Roberto Visentin. Infatti, circa un annetto e mezzo fa, no, un anno fa, perché era marzo dell'anno scorso, quindi circa un anno fa, ho iniziato così questa collaborazione con questo Roberto Visentin. Per me è stata un'esperienza nuova perché fino a quel momento, tra virgolette, avevo sempre fatto un po' tutto da solo, no? Nel senso che ho iniziato a scrivere canzoni a 9 anni e sebbene sia comunque sempre stato assolutamente supportato, prima di tutto dalla mia famiglia, ma anche poi da altri musicisti, da altri artisti, eccetera, che mi hanno veramente aiutato nel corso di tutti gli anni, così, nei vari concerti, in giro per l'Italia, nelle varie esperienze anche in studio, eccetera. Ho sempre avuto tanto sostegno da queste persone ed è stato fantastico e sanno quanto li voglio ringraziare. Allo stesso tempo però non avevo mai avuto un'esperienza di questo tipo, cioè non avevo mai avuto l'esperienza di collaborare in maniera così stretta con una persona come appunto è un produttore artistico. E circa un anno fa, sì, un annetto fa, ho iniziato questa collaborazione con Roberto Visentin, che è questo produttore ci troviamo in zona Marostica in questo studio e adesso vorrei farvi sentire la prima canzone che è nata. Per me è stata veramente una riscoperta di me stesso questo anno di collaborazione, questo anno di studio. Proprio ho scoperto un nuovo modo anche di scrivere canzoni, un nuovo modo di relazionarmi anche poi col pubblico, no? E, e così, ve la faccio sentire. Si chiama Non ho più nulla. Non ho più nulla da prendere, nulla da dare, niente da scoprire. Ed oggi vendo il mio cuore a te a 1.000 lire, con 2 matite usate. Avevo tutti quei sogni che volevo seguire e ci credevo, amore. Ma ho scoperto che vivere era una prigione e li ho lasciati andare. Ma poi arrivi tu, ma poi arrivi tu. Wow, oh, è con te che mi rialzo in questa notte buia, non avrò paura adesso che ci sei tu. Wow, che mi rialzo sopra le lenzuola con una parola, me lo hai detto anche tu, che se crolla ogni cosa l'amore resta. Non ho più nulla da perdere ed hanno un nome queste mie ferite, ma tu le baci e dici che sono servite a rendermi più forte. Non ho più nulla, nulla da dimostrare, ma so che puoi capire che fa male. Ma poi arrivi tu, ma poi arrivi tu. In questa notte buia non avrò paura adesso che ci sei tu. Wow, oh, è per te che mi rialzo sopra le lenzuola con una parola, me lo hai detto anche tu, che se crolla ogni cosa l'amore resta. Oh,
niente. Davanti a questo specchio non vedo un pendente, ma solo un bimbo che ha bisogno di carezze. E adesso che sei tu la mia stella cadente, resta ancora un istante, per me sei importante. Eccoci. Ma che mi raccontate voi? Va tutto bene? Come va? Vedo cuori partire, quindi dai, vuol dire che va bene. Bene. Proseguendo il discorso di prima, no? Raccontavo che in questo periodo appunto sto vivendo questa forte esperienza in studio, esperienza che si è fermata in realtà a fine febbraio, come, come si può ben immaginare, ma che spero riprenderà presto. E così appunto mi sono presentato in studio con più o meno una quarantina di pezzi. Quante chitarre hai là dietro? Eh sì, ce ne sono un po'. E poi ce ne sono anche di qua, che non si pensi. No, sono chitarre che negli anni così mio padre ed io abbiamo così comprato per avere vari sound, eccetera. Mi mancava sentirti in diretta, eh. Cavoli, in effetti quanto tempo è? Eh sì, sarà da quando abbiamo fatto con Emanuele Conte, un altro bravissimo cantautore sempre di Treviso. Eh sì, e appunto, dicevo, mi sono presentato in studio con queste canzoni e di queste 40 canzoni ne sono state scelte circa 5-6 e altre 5-6, sì, 5-6 sono state poi scritte direttamente in studio. E questa è una di quelle canzoni che è nata un po' così, poco prima di andare via. Stavamo per finire, no, il periodo, quelle ore che sono circa 7-8 ore che facciamo di sessione, no? Quando ci troviamo facciamo circa 7-8 ore e poi ci ritroviamo la settimana successiva. E quando eravamo l'ultima mezz'ora così, abbiamo cominciato a pensare a una canzone, parlasse di un bonsai così, dicendo, ma sì, inventiamoci una storia così, e abbiamo cominciato a buttar giù una storia proprio in prosa, no? Scrivendo proprio, c'era un bonsai che faceva questo e quest'altro, gli è successo questo, e siamo arrivati alla fine ad avere una storia vera e propria che poi ho rimesso in rima ed è nata questa canzone, che parla di un bonsai che guarda fuori dalla finestra una foresta grandissima, gigante, bellissima, no? Lui invece è questo alberello piccolino dentro questa stanza, chiuso dentro questa finestra, un po' è quello che ci sta succedendo anche noi, no? Guardiamo fuori questi cieli bellissimi in questi giorni, invece siamo chiusi dentro le nostre case. Ma lui a un certo punto però decide che è arrivato il momento di andarsene, quindi di saltare fuori dalla finestra e di andare fino alla foresta e raggiungerla. E poi succederanno altre cose che adesso vi canto. E mi chiedi ancora di raccontarti una storia per messaggio vocale. Hai da perdere un'ora dentro ad un regionale. Metti su le tue cuffie e inizierò a registrare. Un bonsai dalla finestra buttava l'occhio su in montagna, dove c'era una foresta così grande era perfetta, e lui dentro ad una stanza a sognare un'altra vita. Ma era forte la paura che per lui fosse sbagliata. Ma una mattina presto la voglia era troppa, via le gambe dalla terra ed è uscito dalla porta e si è ritrovato immerso in una confusione assurda che lui non conosceva, ma in fondo è così bella. E mi chiedi ancora di raccontarti una storia per messaggio vocale. Hai da perdere un'ora dentro ad un regionale. Metti su le tue cuffie e inizierò a registrare. Così per la prima volta stava fuori dalla stanza e lui correva, che era una meraviglia. Ma poi c'era un gigante con le foglie fino al cielo che gli ha detto: e vai piano, mi ricordi che ero bambino, da quassù io vedo il mondo, la pianura fino al mare, c'è Venezia che ogni tanto da qui brilla se c'è il sole. E mentre lui parlava, raccontando la sua storia,
Il bonsai piano cresceva, cresceva, e mi chiedi ancora di raccontarti una storia per messaggio vocale. Hai da perdere un'ora dentro ad un regionale. Metti su le tue cuffie e inizierò a registrare. Sto finendo le idee, ma continuo a parlare. Sono qui sul divano e sul tappeto c'è il cane. Davanti a me l'alberello mi continua a fissare. E noi tutti e tre ci stiamo qui ad aspettare. Il bonsai è cresciuto, che tocca quasi il cielo. Ora guarda da lontano la stanza in cui era chiuso. Quanti alberi saranno così piccoli com'eri, a non avere il coraggio di uscire allo scoperto, di rischiare solo un po', di rischiare solo un po', di rischiare solo un po'. E mi chiedi ancora di raccontarti una storia per messaggio vocale. Hai da perdere un'ora dentro ad un regionale. Metti su le tue cuffie e inizierò a registrare. Sto finendo le idee, ma continuo a parlare. Sono qui sul divano e sul tappeto c'è il cane. Davanti a me l'alberello mi continua a fissare. E noi tutti e tre ti stiamo qui ad aspettare. Eccoci, questa era la canzone del bonsai, che si chiama Bonsai appunto. Io ogni tanto mi avvicino così perché in realtà c'ho il mouse qui e quindi per girar pagina virtualmente devo avvicinarmi col mouse e spostarla, e spostare la facciata. Bene, allora, la prossima canzone si intitola 99, è una canzone che ho scritto per... Dai, vediamo se indovinate per chi l'ho scritta ascoltando il testo. Ed anche questa sera sei tornata tardi. Dormivano da un pezzo mamma e papà. Io che scrivevo ancora versi al cellulare. E mentre ti struccavi un muro due più in là, ho ripensato a quanto è bello essere fratelli, con lo stesso sangue e il DNA, 1000 volte uguali, altri 1000 diversi, come quel quadro nella nostra camera. E poi ci raccontiamo le storie più assurde e senza brontolare pieghi anche i miei boxer. Io che ti spiego quello shortcut al computer e tu sorridi e dici manco so cos'è. E mentre cuciniamo con la tele accesa parliamo di come poter salvare il mondo, che la rivoluzione parte dal di dentro. Aggiungi un po' di sale ma nemmeno troppo. So che ritroverai casa, se un giorno perderai la strada, sarò le mura del tuo castello, in questo viaggio tuo fratello. Oh, non dimenticare mai casa, ma ora corri per la tua strada, sarò il colore del tuo pennello, se avrai bisogno tuo fratello. Oh, stamattina ripensavo a quando andrai a vivere e studiare in un'altra città, mentre sai mangiavo quei biscotti tuoi, chiedendomi chissà se se ne accorgerà, perché è tutta questione di un equilibrio strano, tipo oggi chi è che sceglie la serie TV? Sei nata e mi sentivo un bimbo abbandonato, adesso che farei se non ci fossi tu? E io che rido quando tu fai le tue smorfie, tu che scazzi mentre sto ballando il valzer, tu che per ascoltarmi togli le cuffiette, per dispetto io ti abbraccio sempre troppo forte. So che ritroverai casa, se un giorno perderai la strada, sarò le mura del tuo castello, in questo viaggio tuo fratello. Oh, non dimenticare mai casa, ma ora corri per la tua strada, sarò il colore del tuo pennello, se avrai bisogno tuo fratello. Oh, ora ti sei struccata, arrivi lentamente, è buio, il cellulare è morto come sempre, ed ecco che entri e vai sotto le tue coperte. Vado anch'io a dormire, buonanotte. So che ritroverai casa, se un giorno perderai la strada, sarò le mura del tuo castello, in
questo viaggio tuo fratello. Non dimenticare mai casa, ma ora corri per la tua strada. Sarò il colore del tuo pennello, se avrai bisogno tuo fratello. Eccoci qua, sì, ho visto qualcuno che ha indovinato. Ciao a tutti, ciao Matteo, ciao Emanuele, ciao. Anche io sono Panz. Bene, che... E tra l'altro siamo all'ultima canzone che avevo pensato, così giusto una mezz'oretta, no? E a proposito di Io sono Panz, è una di coloro che mi hanno aiutato nella creazione di questa canzone, che è la prima volta ciao, è la prima volta che faccio, cioè che suono. Proprio, in effetti non l'ho mai suonata con la chitarra, non sto scherzando, perché è una canzone che ho scritto proprio in questi giorni. Infatti ho un po' di paura di farla. Ma cosa è successo? Preso da questa quarantena un po' come tutti, mi sono detto, ma perché non provare a scrivere una canzone con tutti quelli che mi seguono e con tutti quelli che avranno voglia di partecipare? E così, tramite all'inizio il primo giorno con una diretta, poi tramite vari sondaggi, varie domande, quiz, cose di questo genere, sono arrivato alla conclusione e proprio oggi ho finito di scrivere questa canzone. E seriamente spero di ricordarmi come faccia, perché è proprio nuova, quindi probabilmente mi fermerò a un certo punto della canzone, però ci proviamo. Se intanto, mentre canto questa canzone, avete così delle richieste, qualsiasi cosa, molto volentieri, se posso, molto volentieri. Ci proviamo, uscirà penso dopo domani, cioè proprio, vediamo. Allora, è che no, manca il primo pezzo della canzone, ecco. Sei dentro uno schermo stasera, non ti bacio più ormai da una vita, ma dicono che tutto presto... Ah, no, mi fermo. Scusate, mi fermo. Siamo diventati tutti cantautori per un giorno. Sì, è vero. Vai Fra, dai. Appunto, non ho detto che questa canzone ha come tema la quarantena, una cosa molto importante, quindi è una canzone che ho scritto aiutato anche, ripeto, da tutti i followers. Ci siamo accorti che hai sbagliato. Stavo per scriverlo io, Lele. Ecco. Che bello, tutti questi commenti. Allora, riparto. Sei dentro uno schermo stasera, non ti bacio più ormai da una vita, ma dicono che tutto presto finirà, torneremo alla normalità. È che c'è un peso addosso stasera, sarà che son chiuso tra quattro mura. Mi chiedo se davvero quando finirà, torneremo alla normalità. Intanto in camera dipingo una parete, mentre fuori c'è chi canta dal balcone. Riorganizzo il viaggio che dovevo fare, c'è quel libro che mai riesco a finire. E poi ripenso a come, wow, sarà bellissimo poterti riabbracciare. Ma ci pensi amore, sarà bello tanto da far male. E siamo distanti, ma ora ti sento più vicino, come se tu fossi in questa stanza a meno di un metro mentre si balla. Siamo tutti distanti, ma sento tutti più vicino, come a Capodanno che siamo in piazza, non ci si conosce ma ci si abbraccia. Ho parlato con te ieri sera e mi sento diverso da prima. Mi sono ritrovato a sorridere, non sapevo neanche il perché. E stare solo ogni tanto mi fa bene, perché penso a quanto è bello respirare, che alla fine anche fermarsi può servire. Sto casino in fondo è un'occasione. Non voleva avere tempo per pensare, ma la vita amore me lo ha imposto forse per il mio bene. Siamo distanti, ma ora ti sento più vicino, come se
fossi in questa stanza a meno di 1 metro mentre si balla. Siamo tutti distanti ma sento tutti più vicino, come a Capodanno che siamo in piazza, non ci si conosce ma ci si abbraccia. E fuori tutto si è fermato, ma si muove qualcosa dentro, qualcosa che è sempre stato in noi. E vedrai, sì, ce la faremo noi. Siamo tutti distanti, ma sento tutti più vicino, come a Capodanno che siamo in piazza, non ci si conosce ma ci si abbraccia. Oh, sono arrivato fino alla fine, non pensavo di riuscirci. Bene, bene, mi piace vedere tutti questi bei commenti, questi cuori, queste cose. Spero vi sia piaciuta. Anche perché qua vedo anche tra i viewer, come si dice, tra gli ascoltatori in linea, vedo anche Emanuele Conte, potrà confermarmelo, che quando si scrive una canzone, appena si finisce la canzone, grazie Andrea, grazie Luca, beh potrebbe essere, quando si scrive una canzone succede che appena finita ti sembra che sia la più bella canzone del mondo, dici ah che bella, bellissima, sì questa è una hit eccetera, e poi ti ritrovi magari a riascoltarla il giorno dopo e dici ammazza che schifo. Però vedo che vi sta piacendo, quindi dai, chissà che sia una, come dire, la sensazione positiva, quella che ho avuto oggi, che sia effettivamente vera. Vedevo tra le richieste Zucchero e Amen. Why not? We try. Ah, perché c'era il capotasto, eccoci qua. Ci proviamo. Ho 6 cose nella mente e tu non ci sei più, mi dispiace. Guardo dentro agli occhi della gente, cosa cerco non so, forse un uomo. Hey man, che cammini come me dall'altra parte della strada. Hey man, che sei solo come me dall'altra parte della strada. Canta e passa la malinconia, che ci facciamo in due, si sta meglio. Ehi fratello di una notte d'estate, ci facciamo un po' compagnia. Hey man, che cammini come me dall'altra parte della strada. Hey man, vieni canta insieme a me da questa parte della strada, che ci facciamo compagnia. Guardo dentro agli occhi della gente, cosa cerco lo so, un altro uomo. Ehi fratello di una notte d'estate, ci facciamo un po' compagnia. Hey man, che cammini come me dall'altra parte della strada. Hey man, vieni e canta insieme a me da questa parte della strada, che ci facciamo
compagnia. Eccoci qua, a parte qualche sbaglio qui lì, questa era Amen. Bene, se non ci sono altre richieste, ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio davvero di essere stati con me questa sera, così nel mio studiolo, nel mio studio qui in casa. E davvero grazie, anche perché ho visto che c'è chi ha partecipato veramente dall'inizio alla fine, quindi mi fa davvero tanto 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 piacere, ma comunque anche ringrazio chi è appena entrato e chi invece ha passato solo un piccolo tempo di questa diretta insieme. Bene, ragazzi, vi saluto e vi auguro davvero una buona serata a tutti quanti. Un super abbraccio. Ciao. Ah no, wow. A parte che è caduto, non so se vi siete accorti che mi è caduto il cellulare. Una cosa importante. E però dovete lasciare un secondo che vado a trovare qui dove me lo sono scritto perché non vorrei sbagliare. Ecco, una cosa importante. E appunto, nuovamente ringrazio Indipendenza Sonora, Andrea, per avermi fatto questo invito di partecipare a questa diretta. E però, appunto, se avete avuto modo così di seguire in questi giorni, in queste settimane, questo profilo, che tra l'altro invito veramente a tutti i follower miei che vedo qui, invito veramente a seguire questo profilo perché è molto molto interessante. Questo profilo sta dando la possibilità non solo a me di suonare durante queste bellissime serate insieme, ma anche ad altri artisti. E la cosa importante che dovevo dirvi è che il prossimo artista è Riccardo Gileno, un bravissimo cantautore di Trieste, che sarà mercoledì alle 18:30, quindi save the date, come dicono in inglese, segnatevi la data che ci sarà appunto Riccardo Gileno mercoledì alle 16:30, quindi mi raccomando di ascoltarlo perché sicuramente sarà una bella diretta. Vi ringrazio di nuovo e vi auguro una buona serata. Ciao!